Oggi non si può essere contenti perché il Cagliari rianima il Frosinone di Francesco che veniva da 7 partite dove non trovava la vittoria e vince oggi per 3-1. In un primo momento la tattica messa in campo da Ranieri sembrava quella giusta perché si presenta a sorpresa con la difesa a 3 con uno Zappa a fare i centrali di sinistra per bloccare quelli che potevano essere gli attacchi pericolosi di Sule, e il Cagliari è organizzato bene in campo. Infatti troviamo il gol del vantaggio su un cross di Azzi, una delle prime azioni dell'attacco del Cagliari. Cross di Azzi, difensore disturbato a Petagna, sulle mani deve battere un calcio di rigore ed è il gol del vantaggio. Fino a quel momento subiamo poco, anche se nel finale del primo tempo il Frosinone trova il gol del pareggio, viene annullato perché l'arbitro va al VAR e Dossena, che aveva subito un fallo, l'arbitro dice che era appunto era fallo, il gol viene annullato. Nel secondo tempo forse proprio la perdiamo proprio lì, perché ci abbassiamo troppo, rinunciamo a giocare, il Frosinone attacca e dopo tanti salvataggi della difesa e di sconfette, Marzitelli su cross di Arrui trova il gol del pareggio. E un Cagliari che comunque rinuncia ad attaccare. Questo è un dato di fatto, anche se Ranieri cambia le carte in tavola perché mette l'attacco pesante con Pavoletti e la Padula, questo non basta. Nel finale proviamo a pareggiarla, prima Dossena di testa, dove Turati fa una grandissima parata, poi ancora Pavoletti e ancora Turati. Attacchiamo, prendiamo il contropiede e il Frosinone la vince 3-1. C'è da dire, ragazzi, però che non possiamo essere contenti. Io ho sempre difeso mister Ranieri, ma quanto può pagare da qui alla fine del campionato questa scelta di forse troppo rinunciataria, di pensare troppo a difenderci, pensare forse a rompere il gioco dell'avversario e rinunciare a giocare la partita? Perché quello che abbiamo visto oggi, forse abbiamo visto anche col Bologna, essere troppo rinunciatari. Ranieri in conferenza stampa ha detto: per salvarci servirà essere uniti, servirà aggressività, servirà essere squadra. E io forse ci aggiungo che forse alla lunga non paghi questo atteggiamento troppo difensivo, perché forse per salvarsi, ragazzi, per mantenere la Serie A volte bisogna anche mostrare i denti e attaccare l'avversario, cosa che fino adesso forse il Cagliari sta pensando troppo a non prendere e sistematicamente, come oggi, si perde. Insomma, ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, lasciate un like al video, commentiamo insieme questa partita del Cagliari. C'è da dire, ragazzi, che mentre il Cagliari perde e rianima il Frosinone, Gaston Pereiro, ceduto, si prende Terni con 2 assist e un gol davvero bello. A voi le conclusioni. Ricordate di seguirmi e sempre Forza Cagliari.